50 minuti vuol dire che sono almeno 2 chilometri. Stiamo facendo quella alta che avevo detto di non fare, perché sono così. Occhio che qua non passo col pedale. Non si passa. Mi sa che sale sempre di più sta qua. No, io vado a vedere questo canalone con me, perché se è troppo brutto io questo non lo faccio. Torno indietro, non lo voglio fare, questo pezzo non lo voglio fare, è troppo brutto. Vediamo a che punto sono, perché non siamo neanche a metà, scommetto. Neanche a metà. Torniamo indietro.
Dovrebbe riuscire a pedalare un po'. Si vede che qua si scivola molto di lato. Non passo. Non arrivo a pedalare qui. Siamo? Ok, qua un po' ci riusciamo. Su, su. Ah. Cristo santo, che sentiero venga. Ai! Giù. Ai! Che cazzo sei? Faccio fatica a stare in equilibrio, sono sfinito.
Siamo di nuovo all'incrocio. Adesso andiamo giù. Ecco qua, abbiamo le basi piene, sinceramente. Bene, guarda. Cos'è la Centolina? Andiamo verso cos'è la Centolina. Qui c'è la Val di Lama, Cippo Giovanni Zambon Terrabene, che è quello che volevo andare a vedere. No. Cippiamoci sto cibo. Dissipazione, ok. Vai. Uno. Cazzo, non c'è neanche lo spazio per una persona, non c'è. Il sentiero peregrino che sono andato a trovare. Adesso torna su. Ma vaffanculo. Che sentiero di merda. Torna a salire. Non ne posso più. Dove cacchio siamo? Che roba è questa? Faccia del Cippo Zambon Terrabene. E se va il sentiero è franato.
cazzo, il sentiero è frenato. Qua si può passare, là sarà un problema. La faranno tutto. Doveva essere tutta discesa, invece è tutta salita. Tutta salita. Visto, dovevamo andare verso giù mezzo monte, guarda dove siamo. Doveva essere tutta discesa. Perché da su si va giù a mezzo monte con questo sentiero fino al Troy dei Muni, invece sta andando solo su. Io non riesco a capire. E sì che il sentiero è quel giusto, anche il GPS dice che è quel giusto, e continua solo a salire. E quasi quasi vengo giù per di qua. Vengo giù per di qua perché prima o poi la Venezia della Nevi qua la trovo. Sarà più facile farla giù per di qua. Devo riesserarli sti sentieri qua. Li ho messi pericolosi, mesi franati. Cavolo, da Casera Fritz giù fino a mezzo monte, invece stiamo tornando a salire, torniamo su in Casera. Porco zio!
Non è possibile. Sono veramente stanco. Questa è la prima discesa dopo 2 ore. Cioè io sono venuto giù da Casera Fritz, ho fatto 20 minuti di discesa, mezz'ora, e 2 ore di salita. No, non conviene. Qua il terreno è proprio, il terreno è schifosissimo. In più adesso sta cominciando a piovere. Non finisce più, guarda, torna a salire di nuovo. Questo sentiero è uno schifo, veramente. Non è possibile, cazzo. Fioi, oggi ho avuto una pessima idea. Continuo a guardare il bosco in mezzo monte, ma non riusciamo a raggiungerlo. Siamo ancora su sta montagna di... Pare che qua si comincia a scendere. Forse se Dio vuole. Dai su! Che posto di... Adesso è tutto bagnato.
e qua si torna su. Sul momento che si torna in salita. Ti fanno scendere 10 metri, te ne fanno salire 50. È uno schifo sto sentiero. Non hai visto uno schifo simile. Adesso lì vicino alla casera avrò gli incubi stanotte. Non devi stare in piedi sulle tue gambe. È un macello. È un macello. E qua c'è una bosa. E siamo su un altipiano della Malga. Come può essere che sia il Troide Mui qua? Forse qua abbiamo un sentiero vero. E deve essere quello dell'altra parte, quello più buono. Per dove si va? Quindi cacca qua. «20 minuti rapide in memoria del capitano Brandolini e sergente maggiore Citi, 80° squadriglia caccia caduti in volo di addestramento nel 26/5 del 34, segnalato sul posto lungo il sentiero 984».
quella asfaltata. Noi siamo quasi in cima. Facciamo di qua. Dai. Non mi reggono più le gambe. Le gambe.